Eccoci anche oggi insieme, è tornato a trovarci Michele Canil, neuropsicologo in quel di Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Tema della puntata, devo dire, quasi affascinante nella sua dizione, solitudine e narcisismo. Sembra un po' letteraria come tematica. Invece, nel caso specifico, parliamo di un problema. Possiamo in qualche maniera collegarlo anche ai drammi dei femminicidi? Assolutamente sì, nel senso che spesso in questo fenomeno del femminicidio vediamo che, come dire, l'attore purtroppo in questi casi ha dei tratti narcisistici importanti. Da un lato c'è l'antisocialità, spesso in questi individui che esercitano una sorta di potere negativo sulle proprie partner, dall'altro ci sono dei tratti importanti di narcisismo. Questo ovviamente include una importante disparità nella coppia, dall'altro non sono gli unici ingredienti. Spesso nel femminicidio abbiamo anche a che fare con donne che per un lungo tempo hanno tollerato troppi comportamenti scorretti e quindi in qualche modo hanno sviluppato una tolleranza eccessiva, oppure provengono da un insegnamento genitoriale che potremmo definire non adeguato, Di sottomissione e di, come dire, di partecipazione già a una vita drammatica familiare e che quindi si tende a ripercuotere nella vita futura. Facendo comunque attenzione a non rovesciare l'onere della colpa, perché Assolutamente no. la colpa è del violento, non di chi la subisce. La colpa è del violento, però è anche importante secondo me individuare precocemente chi può aver subito piccole violenze e, come dire, Certo. accettato, perché quello è già un primo segno di rischio per queste donne. Quindi va, come dire, abbracciata la filosofia della prevenzione il più possibile. Ecco, anche in quello però, secondo me, ovviamente si lavora sempre per macro sistemi. Qual è il limite della violenza? Cioè, diciamocelo francamente, adesso non voglio dire che tutti abbiamo dato uno schiaffo alla compagna, perché non è vero, nella gran parte dei casi non succede, ma l'istinto a reagire in qualche maniera, per fortuna nella gran parte dei casi, tutto ciò si limita solo, che so io, a una parolaccia piuttosto che a uno sbattimento di porta, però l'abbiamo provato un pochino tutti. Qual è il limite che ci deve in qualche maniera mettere in attenzione? Beh, insomma, il limite, come dicono gli inglesi, il cut-off è difficile metterlo in modo preciso. Io direi che comunque È la ripetizione. la ripetizione di episodi violenti comunque deve allarmare in qualche modo, e soprattutto le persone accanto diciamo, alla coppia che mette in atto questi comportamenti, perché spesso né la vittima né il carnefice ovviamente ne fanno un fatto pubblico. Quindi chi sta a fianco può cominciare a suggerire alla vittima che qualcosa non sta andando bene. Possiamo dire che un altro elemento importante è il pentimento, che vuol dire anche non reiterazione evidentemente, perché magari lo scatto lo si ha, però insomma uno si rende subito conto di aver superato il limite e chiedere scusa. Il pentimento è importante, è sempre adeguato al tipo di situazione, No, certo, quindi ci bisogna mancherebbe. leggere il contesto. Ecco. Un pentimento dopo, dico, 10 episodi di violenza, insomma, non convince molto. Se è una cosa sporadica, bisogna vedere la situazione, e comunque io dico è sempre meglio che non succeda. Ma solo assolutamente, ci mancherebbe. Grazie a Dio l'essere umano ha sviluppato la parola e si può comunicare moltissimo in altro modo. Lì però insomma siamo su fatti assolutamente che rientrano nel patologico e quindi vanno trattati per tali. Io il termine narcisismo lo collego facilmente a solitudine, ma ci può essere un narcisista sociale in qualche maniera, o è uno che invece imbroglia, cioè perché in realtà sarebbe un solitario? Io direi la seconda. Allora, facciamo un passo indietro. Se partiamo dal mito di Narciso, è già un po' complicata la situazione, perché c'è il mito
diciamo romano, quello più ellenistico antico e altri. Diciamo che più o meno concordano nel dire questo, che Narciso rifiutava tutte le persone che lo amavano, in qualche modo godeva dei complimenti, ma era fondamentalmente incapace di amare. Era capace solamente di amare se stesso e amava se stesso così tanto che nello specchiarsi nell'acqua affoga dentro la sua stessa immagine. Questo è un aspetto concreto del mito, ma simbolico a livello psichico, perché spesso sono persone che si nutrono delle persone vicine e che a loro volta, come dire, danno molto, ma Narciso prende e non dà. Quindi è un falso sociale Narciso. Sta con tutti, ne ricava qualcosa, ma fondamentalmente ama se stesso. Chiaramente questo lo porterà alla solitudine perché affogherà nella sua immagine. Non dando nulla, prima o poi le persone smettono di dare. È interessante vedere anche la solitudine di chi sta a fianco a Narciso, perché è una solitudine assolutamente importante, cioè lascia il vuoto, perché le persone sono costrette per mantenere quella relazione a dare se stesse e a non ricavarne nulla. Spesso giustamente si denuncia come nel dire comune gli stereotipi negativi siano al femminile. In questo caso il narcisismo è solo maschile? No, non è solo maschile, riguarda anche la donna, ma riguarda... Ci sono donne narcise? O si usa un altro termine? No, si può usare anche quello, se parliamo in senso strettamente psicopatologico, ecco. Poi, se invece facciamo un distinguo sul fatto che ci sono delle persone più o meno vanitose, più o meno centrate su di sé, ma quella può essere una caratteristica di personalità. Ecco, il vanitoso è un narciso Non oppure è è un uno narciso. stadio precedente? È uno stadio molto precedente. Il Narciso, tra l'altro, dobbiamo anche dire che proviene a sua volta da una storia drammatica, perché generalmente diciamo, il retroscena è quello di un rapporto con la madre molto vuoto, molte disattenzioni, che Narciso è costretto a colmare lodando se stesso, rendendo lui stesso importante quello che fa e quindi finendo un po' per rimanere da solo nel suo mito di grandiosità. Quindi narcisi si diventa, non si nasce. Narcisi direi che si nasce Ah sì? e non si diventa, è molto difficile. Si diventa Non dipende dal vanitosi. rapporto appunto affettivo. Dipende dal rapporto affettivo Quindi, insomma, lo si col diventa. materno. Col materno. Intendo dire in questo caso. Certo, certo. Non è una malattia. Non è una malattia. Allora, sì, facciamo una specifica. Il bambino non nasce narciso. Ecco, questo volevo. Il bambino nasce bisognoso di attenzioni, lì dove il vuoto diventa drammatico col materno e lì dove il paterno è troppo assente, il bambino deve sviluppare narcisismo perché, ora lo facciamo vittima, deve in qualche modo provvedere a se stesso, con un vuoto che probabilmente si porterà avanti tutta la vita se non fa qualcosa per cambiare quello stile di vita. Quando è che una persona può essere definita narciso? Narciso in senso letterario, quando... Cioè, mi rivolgo a un neuropsicologo, quindi allora, chiedo, quando è che diventa una malattia? Diventa una malattia quando le relazioni sono instabili continuamente, quando ha un senso grandioso del sé e quindi non si capisce neanche il limite tra la bugia e la verità rispetto al descrivere le proprie azioni, quando il bisogno di gratificazione è costante e continuo, quando tende a svuotare chi ha intorno pur di apparire e mettere in primo piano se stesso. Spesso è un tipo di patologia della struttura di personalità che porta anche ad altri disturbi, tra cui ad esempio le dipendenze con le sostanze, piuttosto che altri disordini nelle relazioni o anche di tipo sociale e legale in alcuni aspetti, perché il sé diventa così grandioso e così gonfiato che tende ad assorbire tutto ciò che sta intorno. Capisco quando parliamo di questi argomenti non si sa bene qual è la causa e qual è l'effetto, ma uno diventa narciso perché è solo o si trova solo perché è narciso? Allora, la solitudine nel narcisismo è una conseguenza
del non riuscire affettivamente a concedersi agli altri. Di fondo non amano nessuno, amano e pensano a se stessi, quindi la solitudine lì diventa una conseguenza. Però, come dire, Narciso ha avuto un'esperienza passata troppo forte di solitudine, per cui ha dovuto sviluppare questo tipo di patologia, ma che lo ha fatto anche sopravvivere. È vero che il narcisismo è particolarmente presente negli uomini di successo, negli uomini di potere? Il narcisismo però direi più in senso letterario che psicopatologico. Non escludo che possa esserci anche quello. Ma in linea di massima il narciso sta bene o sta male? Narciso in linea di massima è vuoto. Questa è un'affermazione forte, ma che purtroppo riscontriamo sempre noi, come dire, tecnici della materia. E questo vuoto non implica necessariamente né un benessere né un malessere. Poi ci sono, come dire, degli spaccati nella vita di queste persone in cui sentono i sentimenti. L'alessitimia, il non sentire le emozioni, fa parte spesso di questo tipo di disturbo. Tendenzialmente hanno dei momenti in cui stanno male perché non sono sufficientemente rinforzati nella grandiosità, altri momenti in cui stanno bene perché hanno un'illusione di grandiosità che qualcuno gli offre, ma sono assolutamente piccole parti all'interno delle ore, delle giornate, dei mesi di questa patologia. Per concludere, il narcisismo si può nascondere, per cui uno, insomma, in qualche maniera imbroglia la futura moglie e poi all'interno della famiglia scoppiano le contraddizioni? Allora, generalmente si nasconde alla persona che vuol non vedere, ma gli altri se ne accorgono, quindi non saprei se si può nascondere. Diciamo che è difficile nascondere perché si ha bisogno di esibire nel narcisismo. La persona che sta a fianco al narciso però, come dire, dà per scontato che sia lei a dover offrire qualcosa e quindi normalizza questo tipo di disturbo. Grazie, da qui, insomma, anche se per eccesso arriviamo al discorso iniziale dei femminicidi, insomma. Certo, quando la grandiosità e il senso di potere e l'abitudine alla violenza e la mancanza di verbo nella relazione arrivano agli eccessi, si assiste a quel tipo di dramma. Grazie a Michele Canil, neuropsicologo in quel di Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Grazie a voi, alla prossima, insomma, riflessioni su cui meditare. Ci si vede.